Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Per la tua pubblicità su TVA, chiama il numero 337 96 55 60. L'Ordine degli Architetti ora si inserisca a opera nel piano nazionale degli aeroporti. Intanto, per combattere il caro voli, i siciliani avranno lo sconto del 25% verso tutte le destinazioni italiane. Forza Italia sospende Maurizio Croce, coinvolto nell'inchiesta di Messina su appalti e corruzione. Realmonte, tavolo tecnico tra Italcali e Comune. Muore per aneurisma a 21 anni, giovane di Favara, e i genitori donano gli organi. È morto il migrante salvato dalla Ocean Viking e ricoverato in rianimazione dopo un naufragio. Lo storico giornale celebra 79 anni di attività oggi nel corso di un evento tenutosi al Museo Griffo di Agrigento. I bambini del mondo dell'Ucraina vincono la sezione del festival dedicata ai piccoli e stamane i gruppi ricevuti dal prefetto. A tutti un saluto dalla redazione di TV Notizie. Ne abbiamo parlato ieri, torniamo a parlarne oggi perché la vicenda dell'aeroporto di Agrigento si trova ad un punto cruciale. Adesso la palla passa alla commissione che dovrà decidere se inserire o no l'opera nel piano nazionale degli aeroporti. E l'Ordine degli Architetti, che da sempre ha sostenuto l'idea, ha emanato una nota e noi abbiamo sentito il presidente Lamendola. Presidente, il vostro ordine parte attiva e fattiva per la stesura di questo progetto sul futuro aeroporto. Ecco, ci aggiorni sulle novità, tutto è stato presentato al Ministero delle Infrastrutture. Sì, lo diciamo da tempo, il primo passo concreto per inserire la nostra infrastruttura nella programmazione nazionale era proprio quello di acquisire uno studio di fattibilità indicando i costi e i benefici al fine di dimostrare la sostenibilità economica di questo scalo nel tempo. E diciamo che ci siamo, grazie al passo fatto dal libero consorzio, ha nominato un responsabile unico del progetto, l'ingegnere Napoli, è stato acquisito questo studio, è stato inviato al Ministero. Adesso ci aspettiamo che l'ENAC e il Ministero delle Infrastrutture inseriscono il nostro scalo nel piano nazionale degli aeroporti. A quel punto potremmo dire che la prima tappa del percorso si è concretizzata. La seconda tappa, quella più importante anche la prima, ma la seconda tappa parte soltanto se ci sono le risorse, quindi questa partirà non appena sarà conclusa la prima e non appena saranno reperite le risorse. E cosa contempla la seconda tappa? Contempla l'affidamento di professionisti esperti del progetto di fattibilità tecnica e economica, l'acquisizione dei pareri di rito, dopo aver acquisito i pareri di rito, la verifica e la validazione del progetto, l'affidamento dei lavori e l'esecuzione dei lavori. Per la seconda tappa, andando tutto bene, noi immaginiamo che
è necessario un tempo non inferiore a 5 anni, diciamocelo chiaro, è inutile illudere i cittadini con tempi, diciamo, che poi lasciano, che non sono concreti. Quindi noi immaginiamo per questa seconda tappa 5 anni dal momento in cui vengono reperite le risorse. È ovvio che il progetto che verrà sviluppato in questa fase poi dovrà tenere conto dello studio dei eventi, ecco perché noi diciamo 5 anni. La zona scelta, ecco, ricordiamo qual è? Viene ripresa la zona della Piana Delicata, così come diciamo noi, e quindi il vecchio progetto che era nato nel periodo in cui il presidente era Dorsi, se non ricordo male, e quindi diciamo la zona è rimasta sempre quella. Adesso il prossimo passo che noi ci aspettiamo è quello dell'inserimento nel piano nazionale degli aeroporti. Una raccomandazione che faccio sempre è quella di un appello più che altro ai politici affinché lavorino gomito a gomito perché questo obiettivo venga raggiunto, in quanto l'aeroporto per la città di Agrigento è fondamentale dal punto di vista sociale, economico, è un'infrastruttura che rilancerebbe veramente l'economia, è una ricchezza diffusa per i cittadini. Sempre parliamo di voli, trasporti, i siciliani residenti dunque nella nostra isola potranno viaggiare con tariffa scontata su tutti gli aeroporti d'Italia. Lo ha stabilito la regione siciliana per lottare il caro voli. Siamo in un'economia di libero mercato e ogni compagnia applica le proprie tariffe. Aumentare la concorrenza, aumentare il numero di vettori che possano servire alla Sicilia. Su questo noi stiamo lavorando, abbiamo ottenuto che venisse un terzo vettore del quale ho parlato, l'Aeroitalia, che ha rotto quel cartello. Ci auguriamo e lavoreremo con l'assessore per incentivare altri vettori a raggiungere la nostra terra. Prima solo Roma e Milano, adesso 96 tratte da tutti gli aeroporti siciliani, ma si può volare con gli sconti anche dall'Europa per chi è residente nella regione. Ma in questa fase con l'Europa no, noi abbiamo utilizzato il riconoscimento di condizione di insularità previsto da qualche mese all'interno della Costituzione italiana, l'articolo 119 della Costituzione, e abbiamo imbastito un provvedimento amministrativo che dà i rimborsi a tutti i siciliani. Tutti i cittadini europei residenti in Sicilia potranno ottenere il 25 o il 50% di sconto per volare in Italia. Questo è un provvedimento che ritengo storico, siamo l'unica regione dell'Euro-Mediterraneo ad aver applicato uno sconto di questo tipo. Ricordo, ci sono due esperienze similari in due regioni europee dell'Oceano Atlantico che sono le Azzorre e le Canarie. La Sicilia oggi è la prima regione a dare un contributo per volare. I fondi da dove arrivano? I fondi sono una parte dalla finanza regionale e circa il 50% da quella nazionale. Si parte subito, tra qualche minuto sarà pubblicato il decreto presso il sito dell'assessorato regionale ai trasporti, è un decreto assessoriale. Voglio ringraziare il direttore, l'architetto Lizio, tutto il gabinetto e i consulenti per il lavoro incessante che in queste settimane hanno condotto, e tutti coloro che partiranno dal 15 marzo in poi potranno ottenere lo sconto, anche se il biglietto è stato acquistato qualche giorno prima. Quali sono i riscontri delle adesioni alle piattaforme? Oltre 40.000 siciliani, una cifra impressionante, che si sono registrati presso il sito dell'assessorato per richiedere il rimborso, e altre decine di migliaia che hanno avuto lo sconto senza doversi registrare volando sui due vettori stanno praticando lo sconto del 25%. Polemiche per il ponte sullo Stretto di Messina durante il question time alla Camera, in cui il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha comunicato che la relazione sul ponte è stata consegnata in Parlamento. Il leader di AVS, Angelo Bonelli, ha affermato che non è stata fatta alcuna prova sismica né quella per il vento, e il consorzio Eurolink risponde che non sono state fatte solo per non perdere altro tempo.
Appalti di Messina e corruzione. Forza Italia sospende il consigliere ed ex assessore Maurizio Croce. Forza Italia prende le distanze dall'ex assessore Maurizio Croce, coinvolto in una indagine sulla corruzione relativa ad appalti del dissesto idrogeologico a Messina collegati a presunte prebende in campagna elettorale. Lo sospende momentaneamente dal partito. Il coordinatore regionale Marcello Caruso afferma: sono assolutamente fiducioso e rispettoso del lavoro svolto dalla magistratura, che è soltanto all'inizio del proprio iter, così come auspico che la vicenda possa essere al più presto risolta e che il consigliere Croce possa chiarire la propria posizione. E poi aggiunge: a conferma del nostro impegno costante per la trasparenza e la legalità e allo stesso tempo per sottolineare la posizione chiara e inequivocabile di Forza Italia nel pretendere che sia fatta chiarezza in tempi brevi. Convocato a Realmonte un tavolo tecnico tra Comune e Italcali per discutere l'istanza di revisione del PAI. Oggi è stato convocato un tavolo tecnico presso il Comune di Realmonte con i tecnici di Italcali, unitamente ai nostri tecnici. Spiace constatare che il tavolo tecnico non ha potuto trovare un seguito proficuo, attese delle problematiche iniziali di carteggio e di valutazione tecnica. Sono profondamente convinta che la politica abbia il dovere in questi casi di intervenire, di essere presente, di essere resa edotta su quali siano gli aspetti problematici di una vicenda che comunque ha interessato questo territorio per 53 anni e continuerà ad interessarlo nei prossimi anni. È chiaro che da sindaco prendo atto di tutto quello che sta succedendo, mi farò garante della sicurezza pubblica, l'ho detto l'altra volta, nonché di un reale contemperamento di esigenze da un lato dell'attività in questione, dall'altro di un'intera comunità e quindi di un'economia che cresce ma in sicurezza e di un territorio che possa espandersi sulla base di una reale vocazione che certamente a Realmonte è quella turistica, ambientale e paesaggistica. Mi auguro e auspico che questi tavoli possano riprendere per arrivare al cuore della questione. Comunque il Comune di Realmonte farà un'azione giudiziaria avverso un provvedimento che secondo i nostri tecnici è un provvedimento non adeguatamente motivato, oltre agli altri profili di illegittimità che sono stati ravvisati, e quindi renderemo chiaramente edotti i cittadini su quello che è lo stato dell'arte, perché attiene appunto alla sicurezza e all'incolumità pubblica, oltre che a una crescita economica di un territorio intero, e quindi siamo qua, stiamo lavorando e continueremo a farlo. Un arresto cardiaco, poi la diagnosi, un probabile aneurisma, e muore a soli 21 anni una giovane di Favara. Ma seppur nel profondo dolore, la famiglia ha compiuto un grande gesto di amore e solidarietà donando gli organi. Un lutto che ha segnato la città di Favara, che ha seguito con trepidazione la triste storia di una giovanissima, Lucia, che venerdì scorso ha accusato un malore, condotta in ospedale nonostante le cure somministrate tempestivamente dai sanitari non si è più ripresa. Adesso i suoi organi consentiranno una vita migliore ad altri che erano in attesa di un trapianto. Siamo vicini alla famiglia di Lucia, ha detto il sindaco Palumbo, in questo momento di immenso dolore. Ancora una vittima dei viaggi della speranza che intraprendono i migranti per approdare sulle nostre coste in cerca di una vita migliore. Non si conoscono né le generalità
né il paese di provenienza del giovane deceduto. È morto durante la notte uno dei 2 migranti trasportati nella tarda serata di mercoledì con elisoccorso dalla Ocean Viking all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il giovane era arrivato in rianimazione in condizioni critiche. L'equipaggio della nave ha soccorso i 25 migranti superstiti dopo il naufragio del gommone partito dalla Libia. Stando ai racconti dei naufraghi, all'appello mancherebbero circa 60 persone. Secondo quanto ricostruito dalla prefettura di Agrigento, i 2 migranti e i soccorsi sono stati prelevati in elicottero direttamente dalla nave della ONG SOS Mediterranee. Non si conoscono le generalità né l'età e il paese di provenienza del giovane. L'altro migrante, per cui si è resa necessaria l'evacuazione medica, si trova invece ricoverato in rianimazione all'Ingressia di Palermo. Intanto sono 137 i migranti sbarcati a Lampedusa stanotte. Sull'isola ieri in 24 ore ci sono stati in totale 8 sbarchi e 431 persone arrivate. Gli ultimi soccorsi fatti da Capitaneria e Guardia di Finanza hanno riguardato un gruppo di 65, tra cui donne e minori, nigeriani, sudanesi, senegalesi, somali e ivoriani, partiti da Zawiya in Libia, e 47 gambiani, malesi, senegalesi e somali salpati invece da Sfax in Tunisia. I carabinieri hanno inoltre bloccato a Cala Pisana 25 tra eritrei, gambiani, etiopi e nigeriani salpati da Tagiuria in Libia. La barca in vetroresina di 8 metri è stata ritrovata capovolta al molo di Cala Pisana. E adesso qualche notizia di cronaca. Il distributore Q8, sito lungo la Palermo-Agrigento, è stato visitato da malfattori che hanno trafugato l'incasso sito all'interno degli uffici dove sono penetrati dopo l'effrazione dei vetri. L'incasso era contenuto all'interno di una cassaforte e i malviventi, per farla franca, hanno anche distrutto l'impianto di videosorveglianza. L'ammontare del furto sarebbe ingente, nella considerazione che all'interno della cassaforte era contenuto l'incasso proprio di più giorni. Ha violato la privacy dell'ex fidanzata, per questo è stato condannato un 28enne di Ribera che ha pubblicato il numero di cellulare della donna su un sito di incontri. Il tribunale di Sciacca gli ha inflitto 1 anno e 4 mesi di reclusione per violazione del codice della privacy. 79 anni di presenza sul territorio del giornale La Sicilia. Oggi sono stati ripercorsi ad Agrigento all'interno della Sala Zeus del Museo Griffo con un evento dal titolo Una finestra sul territorio. Oggi una bella manifestazione qui ad Agrigento, ecco, diceva lei una festa perché la Sicilia raggiunge un importante obiettivo anche da un punto di vista editoriale, imprenditoriale e giornalistico. Sì, una festa col territorio, una festa con voi, una festa in un luogo che alla fine appartiene a tutti i siciliani come la Valle dei Templi. L'abbiamo scelta proprio come ruolo rappresentativo non di una provincia ma come ruolo rappresentativo di tutta la Sicilia. E siamo ben felici di festeggiare qui i nostri 79 anni, lunghi, complicati per certi versi, ma sempre fatti con un lavoro professionale da tutti i nostri giornalisti e da tutti coloro che naturalmente collaborano per la realizzazione del prodotto da 79 anni. Un prodotto che si evolve giorno dopo giorno e che si va evolvendo considerando da come è nato fino a oggi nell'era dei social e dei digital. Sì, è un'evoluzione di un prodotto che è qui proprio perché si è evoluto nel tempo. Immaginiamo in 79 anni quante difficoltà per certi versi o quanti cambiamenti ha dovuto fare un quotidiano, e l'idea di festeggiarlo con voi, ripeto, è
una testimonianza di quello che è stato. Certo, dobbiamo continuare a evolverci, dobbiamo continuare a guardare il futuro, ci mancherebbe, ma se l'abbiamo fatto per 79 anni siamo convinti che lo faremo per altri 79. Tra l'altro anche una bella notizia che arriva con diciamo, il fatto positivo verso suo padre, che è stato il fondatore del giornale e del gruppo editoriale. Ecco, mi riferisco alla piena assoluzione, insomma il fatto non c'era nulla. Sì, devo dire una notizia bella che si affianca a un'altra notizia bella. Queste ombre sono state cancellate, quindi noi per tanti anni sapevamo che la coscienza di ognuno di noi è un motore fondamentale della vita, per cui siamo ben felici di guardare avanti anche con quest'altra bella notizia, per cui il fondatore del giornale, certo, lo zio di mio papà, lo zio Micio, certo, e mio papà, che nel 1945 aveva 18 anni, quindi era pienamente consapevole di quello che stava succedendo in famiglia, e ha portato poi a una creazione di un prodotto editoriale che è andata avanti nel tempo. Ultima domanda, come si affronterà il futuro? Il futuro si affronta lavorando, sostanzialmente il futuro si può affrontare solamente giorno per giorno e solamente non chiudendosi ai cambiamenti, non preoccupandosi di ciò che non si conosce. Ciò che non si conosce va conosciuto e quindi va studiato, approfondito, ma sempre in un dibattito democratico, sempre con il rapporto col territorio e con i nostri lettori, che alla fine sono coloro che decidono le sorti di un giornale. Oggi avete scelto Agrigento per festeggiare questo importante traguardo editoriale e professionale? Agrigento non è degli agrigentini, Agrigento è un luogo di tutta l'isola e il giornale ha questa vocazione da 79 anni di essere il giornale dei siciliani tutti, non è il giornale di Catania, è la Sicilia per la Sicilia, e in questo senso aver scelto Agrigento all'alba del 2025, di quando, andando incontro al 2025, Agrigento capitale della cultura d'Italia, e il 2025 coinciderà con l'80° del giornale che ho il privilegio di dirigere da 5 anni, per noi è molto significativo, e la scelta di Agrigento proprio vuole rimarcare una volta di più il fatto che la Sicilia è il giornale di tutti i siciliani, e Agrigento, questo museo archeologico, è un luogo di tutti i siciliani, e quindi noi siamo qui con orgoglio, con passione, pronti ad affrontare le sfide dell'informazione, l'informazione che non è soltanto cartacea, deve andare verso il digitale, e soprattutto deve essere il giornale oltre il numero delle pagine, deve essere un luogo di incontro, un luogo in cui favorire l'incontro fra mondi che troppo spesso ancora non riescono a parlarsi. Noi vogliamo essere la cerniera delle forze più vive di un territorio, e la scelta di Agrigento va anche in questo senso. Parliamo adesso del mandorlo in fiore. È stato consegnato ai bambini del mondo dell'Ucraina il premio della sezione che vede i gruppi dei piccoli partecipare al Festival internazionale del folklore nell'ambito della festa del mandorlo in fiore che come sapete è in corso ad Agrigento. Ieri sera i gruppi hanno animato anche la via Atenea e stamane c'è stato un ricevimento degli stessi presso la prefettura di Agrigento e ci sono i servizi. Siamo con il gruppo dell'Ucraina, i rappresentanti. Ieri sera avete vinto il premio del Festival dei Bambini, il premio Luca Crescenzo. Ecco, una cosa sicuramente in considerazione. Sì, siamo molto felici, questo non è il nostro primo premio di Claudio Crescenzo, questo è il secondo, e veramente siamo molto felici per esserci qui, per averci invitato noi in questo festival. Noi adoriamo la Sicilia, l'Italia. Ecco, come si vive questo momento vedendolo dal di fuori, ecco, questo momento diciamo, in cui purtroppo voi state avendo un conflitto importante? Non posso chiamare questo conflitto, questa è una guerra, sì, è certo. È una cosa terribile, cosa posso dire di guerra, è terribile. La gente muore, bambini muoiono ogni giorno. Speriamo che da Agrigento possa partire un messaggio di pace verso voi e verso le nazioni che fanno la guerra in tutto il mondo.
Lo scopo principale della nostra presenza qua è questa, la richiesta di pace per i nostri bambini dell'Ucraina, per tutti i bambini del mondo. Ми хочемо подякувати за гостинність, за запрошення на фестиваль. Vogliamo ringraziare per l'invito. І хочемо подякувати всім італійцям, Італії за підтримку України. Для нас це дуже важливо. Ringraziamo a tutti gli italiani per il vostro sostegno e solidarietà. Хай буде мир для всіх дітей на планеті. Auguriamo la pace per tutti i bambini del mondo. Loro vogliono dire qualcosa, magari un commento, cosa ne pensa? Подякую. Я хочу подякувати за те, що ви запросили нас на цей фестиваль. І я бажаю миру всім дітям. Anche lui ringrazia per essere invitato, per aver invitato noi a questo festival e lui è molto felice di essere. Нехай всі діти усміхаються і дякую, що запросили нас на цей фестиваль, тому що для нас це дуже важливо та для нашої країни. Vuole vedere tutti i bambini sorridenti, tutti i bambini nel mondo e ringrazia anche lei. Con la vittoria dell'Ucraina si è conclusa la prima fase del festival, quello dei bambini inserito nella 73esima Mandorlo in Fiore. Sì, ieri sera è stata una grande festa al Museo Griffo di Agrigento, si sono esibiti ancora una volta tutti i gruppi internazionali partecipanti al 20° Festival Internazionale del Folklore dei Bambini del Mondo. Una giuria composta da bambini ha scelto il gruppo dell'Ucraina, ma non per la bravura, ma per l'impegno, la costanza e soprattutto per il grande sacrificio che hanno fatto per venire ad Agrigento. Commoventi e toccanti sono state poi le parole del loro presidente che intervenendo a margine della consegna del premio ci ha ringraziato, a me, a Luca Crescenzo e al sindaco di Agrigento, dicendoci che era felice per il fatto che abbiamo fatto trascorrere 9 giorni a questi bambini qua ad Agrigento e che questi bambini hanno potuto dormire tranquilli senza il rumore delle sirene e delle bombe. Parte da Agrigento questo messaggio di pace, come lei ha detto nella sua conclusione di questo ricevimento? Ma certo, Agrigento può dare buonariamente, diciamo, una lezione al mondo. Dare una lezione è una frase che spesso viene associata a un rivestirsi d'autorità. Invece con umiltà, la gente di Agrigento e i popoli del mondo che confluiscono ad Agrigento per la sagra del Mandorlo in Fiore, e sottolineo sagra nel termine antico, danno una lezione pacifica e affettuosa, che è questa: le differenze sono motivo di attrazione fra le persone e non di conflitto. Noi siamo qui a guardare popoli diversi, con costumi, danze, musiche diverse e ne siamo affascinati. Ecco, se fosse sempre così forse metteremmo un piccolo mattoncino in più sul difficile muro della pace. Un momento importantissimo del Mandorlo in Fiore, lo scambio di voli tra l'amministrazione comunale, tra la prefettura e gli uffici. Diciamo che è un momento esaltante e con le parole di Sua Eccellenza il Prefetto veramente si conferma che il messaggio che abbiamo voluto mandare con questo programma, declinando la parola pace in 1000 soluzioni artistiche, vuol dire che è arrivato, è stato compreso.
stiamo diffondendo questo messaggio di pace affinché Agrigento non sia solo capitale italiana della cultura, ma sia anche capitale della pace, che possa partire questo segnale al mondo da Agrigento oggi. Gli ultimi giorni di festa, un primo consuntivo. Non amo fare consuntivi prima che finisce la festa, vedo la gente che sorride, vedo tutti i messaggi di affetto che ci arrivano e andiamo avanti. Io credo che quello che è emerso da questo report che abbiamo fatto in giro per la Sicilia è che la mafia c'è, le cosche mafiose sono presenti nel territorio, c'è anche lo Stato, fortunatamente con una capacità di attività repressiva e di, come dire, di controllo del territorio, c'è meno la società. C'è una società che in questi ultimi anni si è fatta un po' più silente, un po' più rassegnata, lo vediamo da alcuni dati. Aumenta il traffico della droga, vuol dire che c'è un aumento anche del consumo, c'è un aumento anche delle attività connesse al traffico della droga, che non è tutto in mano alla mafia, ma che è anche in mano a gruppi familiari che ne gestiscono le attività economiche. C'è un aumento del dato estorsivo con una pericolosa, diciamo, compiacenza, che non è più solo la paura di denunciare, ma in alcuni casi i segnali che arrivano è che ci sono gli estortori che sono a loro volta estorti e viceversa, cioè il sistema dell'estorsione vede anche una connivenza da parte degli estorti e con una difficoltà da parte della società civile. Basta vedere il numero delle associazioni anti-racket che si riduce in tantissimi territori della Sicilia. C'è una diffusa attività criminale attraverso l'uso di armi. La presenza di armi è una costante che non è più solo un'attività in mano ai boss mafiosi, ma sempre più persone detengono armi illecite. Allora tutto questo ci porta a dire che noi abbiamo il dovere di alzare lo sguardo su come la società si attrezza per contrastare la Cosa Nostra. La mafia non tende più a piegare l'imprenditore facendogli pagare il pizzo. Abbiamo moltissimi casi di imprenditori che si mettono loro stessi a servizio delle cosche mafiose con la cosiddetta messa a posto. Ci sono casi nei quali sono le imprese a cercare i mafiosi per mettersi sotto il loro dominio. Ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra pochissimo con altre notizie. عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي معك للنهاية حبيبي 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 يا نور العين Per la tua pubblicità su TVA chiama il numero 337 96 55 60. E adesso andiamo a Lampedusa, dove proprio ieri mattina nella chiesa di San Gerlando si è svolta la celebrazione di una santa messa interforze in vista delle imminenti festività pasquali. Alla celebrazione, officiata dall'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, unitamente al parroco di Lampedusa, li vedete tutti nella foto, Don Carmelo Rizzo e i cappellani militari dell'Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza, Don Salvatore Falzone e Don Antonio Pozzo, hanno presenziato autorità istituzionali, civili, religiose e militari della provincia, unitamente ad una folta rappresentanza di tutte le forze armate, di polizia e di soccorso dell'isola.
Dottoressa Re, oggi è la giornata nazionale sui disturbi alimentari, dati drammatici, la seconda causa di morte soprattutto tra i giovani, 4.000 morti l'anno. Tutto deve partire da qua, la prevenzione, la scuola, quanto è importante? La scuola è fondamentale perché è un'agenzia educativa cui non si può prescindere e insieme alla famiglia hanno un ruolo fondativo nella costruzione delle identità dei nostri ragazzi e dunque all'interno della scuola, all'interno delle dinamiche relazionali tra studenti e docenti è chiaro che si possono cogliere quei piccoli segnali che possono spingere a porre un'attenzione su alcuni soggetti che potrebbero, ai noi, essere coinvolti proprio dai disturbi alimentari. Ecco, lei l'ha vissuto sulla sua pelle, lo possiamo dire, è stata anoressica. Come secondo lei è possibile intercettare questo disagio? Anche avete fatto una campagna di sensibilizzazione, quanto è importante anche l'uso delle parole? La campagna di sensibilizzazione e di attenzione sociale che ha proposto il Movimento Italiano per la Gentilezza per questa giornata che celebra ciascun anno, intanto si colloca all'interno della nostra attenzione sul focus sanità. Sanità è in questo caso di pari passo con educazione sostenibile. Ovviamente l'avere vissuto personalmente un'esperienza di questo tipo mi rende come dire, autenticamente più vicina a coloro i quali soffrono dei medesimi disturbi. È possibile ma è difficile intercettare il disturbo, anche perché molto spesso viene in qualche modo profondamente mascherato, viene mascherato a se stessi e quindi è già difficile averne una consapevolezza proprio interiore, quindi poter poi chiedere aiuto. Sarebbe auspicabile e più efficace che il compagno, l'amica, rendendosi conto che qualcosa va mutando, possa segnalarlo a chi di dovere senza avere nessun tipo di paura nel rivolgersi e nel chiedere aiuto, cosa che è difficile. Dalle scuole, da questi ragazzi, l'età più critica, i giovani, scatta il campanellino d'allarme. Quanto è importante intercettare questo disagio e intervenire nel momento giusto per evitare appunto le tragedie? È appunto fondamentale, anche perché noi di fatto abbiamo sott'occhio, diciamo, i nostri ragazzi per diverse ore nell'arco della mattina e quindi magari possiamo cogliere degli aspetti che non necessariamente a casa vengono colti e quindi noi innanzitutto stiamo facendo anche un'opera di sensibilizzazione proprio per quanto riguarda il disagio alimentare e anche in generale il disagio giovanile, che devo dire è aumentato in modo esponenziale, tant'è vero che è aumentata per esempio in modo esponenziale l'ansia nei ragazzi, gli attacchi di panico e anche i disturbi all'alimentazione. I disturbi alimentari sono notevolmente aumentati. Devo dire dopo la pandemia c'è stato un peggioramento notevole, quindi cerchiamo di attenzionarli ancor più di quanto potessimo far prima, perché i ragazzi hanno anche bisogno di essere visti. Corso di aggiornamento oculistico organizzato ad Agrigento dal Club Mediterraneo di Oftalmologia che riunisce gli oculisti delle province di Agrigento, Trapani e di diverse altre siciliane. Le attività avranno inizio sabato 16 marzo con ben 11 incontri calendarizzati su tematiche diversificate e dureranno fino al 21 dicembre del 2024. Il corso di aggiornamento oculistico, che ha per titolo Ripassiamo insieme, si compone, come detto, di ben 11 incontri su argomenti di strettissima attualità e si propone proprio per potenziare ulteriormente l'assistenza garantita ai pazienti. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento con le altre edizioni del nostro TG. Arrivederci.